Sì! Fermi! Che mi... lì. Come sono entrato ho visto lui che era così. Già, pronto, guardo d'ora prima. Va bene, dunque, cari amici in ascolto, so che siete... ci siete, Siete? Per la serie Playtime parleremo un po' di vacanze. Playtime è tempo così, free time, tempo libero, cosa fare del piacere. Ora, un piacere che noi ci doniamo sovente è andare al mare, d'estate ovviamente, perché in gennaio... Va bene, andare al mare. Ora, è bello e ce lo meritiamo avere questo contatto con la natura. Il fisico ogni tanto deve respirare. Allora è bello andare, non so, sull'Adriatico, a Rimini, avere questo contatto con quello che hai vicino, così. E lì ci sono tutte sdraio, a Castello. È bellissimo. E il mare è anche appunto contatto, far respirare un po' il fisico. E ci sono state sentenze di pretori che hanno detto no, le donne senza reggiseno, cosa? Anche le donne tutto l'anno sono infagottate con questi gibò, quelle che hanno delle cose, è un po' di libertà. Io sono andato al mare una volta, ho visto una signora, era su un lettino, a un certo momento si è alzata e fa, cosa c'è qua dietro? Cosa c'è? Ah, il capezzolo. Non bisogna approfittarsi perché io ho visto donne... Non bisogna neanche approfittare. Ho visto donne che non avevano 2 seni, avevano 2 ciabatte, sai quelle roba da pazzo. Poi ci sono specialmente le donne al mare, ci sono quelle fissate. L'avete mai conosciute quelle donne fissate coi puntini neri? C'è l'uomo lì che sta sonnecchiando. Lei gli ha cuccato un puntino nero. Come i marisi, gli va dietro, questo, rimane lì. Non sa se gridare e chiamare i carabinieri, oppure farsene 10 con la birra finti per farla impazzire, no? Ci sono queste fissate. E poi c'è questa bellissima, c'è il mare. Come fare il bagno al mare. Allora c'è quello che tentenna. Allora mette e dice... C'è un freddo della Madonna, sai proprio... E ci sta 12 ore per arrivare alle ginocchia. Poi c'è quello che invece io vado subito, pum, e si impianta con la testa nella terra. Poi c'è quello che dice, il grosso bestemmiatore. Cioè quello, sai, quello che bestemmia, il duro. Entra nell'acqua e dice, però, aspetta un momento, ho mangiato una briciola 2 ore fa, mi farà un po' male. Ma per sicurezza fammi fare così. E poi si buttano nell'acqua. I castelli di sabbia, il passatempo dei bambini una volta era fare i castelli di sabbia lì sul bagnasciuga. Io non vedo più bambini, sono i genitori che si fanno dei residence di cui sono gelosissimi. Io ho visto un commercialista che proteggeva il suo residence di sabbia gridare a un notaio, stia lontano dal mio residence, che mi ha rubato le formine l'anno scorso lei, disgraziato. E il passatempo di quest'estate e sarà anche della prossima è sempre stato ed è il windsurf. Tutti col windsurf. Ho visto gente col motorino, col windsurf che cammina. Dove vai? Non lo so dove vai. Sai quello che tiri sulla vela, ti cade di là, poi la ritiri di là, poi lo prendi a mano e te ne vai, no? Pieni litorali, ho visto dei bagnanti tuffarsi col caschetto perché prendevano i boma sulla testa. Poi c'è quello in windsurf che quando parte in windsurf non riesce più a girare e lo vanno a recuperare dopo... Che lo riconosci perché è abbronzatissimo dietro e grigio davanti che ha la vela. Fa solo una direzione. Guarda, è incredibile. È un personaggio, il personaggio che imperterrito sovrasta come personaggi dell'estate è sempre lui. Generalmente in tutte le spiagge d'Italia c'è, non sai da dove viene, dove va, perché c'è, è lui. Il marocchino che arriva in agosto tutti sudati, tutti nudi e lui pieno di coperte e cose, arriva lì e ti fa prendi coperta Marocco, buona coperta, 80.000 prendi 80.000, 1.500, va bene prendi e ti lo... Aia, è finita anche questa breve lezione sull'estate e sul mare. Estraiamo la massima di questa volta
chi semina vento raccoglie windsurf. Ciao a tutti e grazie. Ah! Sì, 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 sì.